Buonasera, bentornati alla nostra maratona elettorale. Per chi si fosse messo davanti alla televisione solo adesso, ricordiamo Nicola Finco è il nuovo sindaco di Bassano, ha vinto la coalizione di centrodestra contro quella di centrosinistra guidata da Roberto Campagnolo. Abbiamo ospite un esponente piuttosto importante della coalizione che ha supportato Roberto Campagnolo, ovvero Riccardo Poletto, ex sindaco di Bassano, al quale facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto a Gianluca Pietrosante. C'è il rischio con una coalizione così ampia che la giunta di Finco possa essere ostaggio di una sua componente? Il rischio c'è senz'altro. Quando si fanno apparentamenti si allarga la coalizione, quindi entrano forze politiche, liste civiche o partiti che al primo turno avevano appoggiato un altro candidato sindaco. Quindi è chiaro che si aumenta la possibilità di vincere perché arrivano più consensi, ma poi si dovrà andare d'accordo con una compagine più eterogenea. Io mi auguro che non accada. Primo per Nicola Finco, che gli auguro di poter lavorare bene e dormire la notte, ma soprattutto per la città, perché lì dove ci sono maggioranze poco coese o addirittura spaccate, e abbiamo visto un esempio anche negli ultimi anni con questo centrodestra che prima di dividersi alle elezioni si è spaccato ben presto e insomma ha marciato con direzioni diverse, la città paga, nel senso che poi non si chiudono i progetti, non si realizzano i servizi, non si mettono a terra le opere, eccetera, eccetera. Un problema che si porrà fin da subito, ritengo, sarà quello legato alle prospettive di cementificazione in Bassano Sud, zona San Lazzaro per intenderci. Io ho motivo di pensare che i privati possano ritentare nel presentare magari alcuni progetti rivisti, insomma, magari con qualche diminuzione di superfici utili, e ecco, questa maggioranza ha avuto posizioni molto diverse nell'ultimo Consiglio Comunale ad agosto dell'anno scorso, quando si parlò di questi temi, e quindi bisognerà vedere poi questo piglio decisionista che il sindaco Finco ha citato poco fa, e quindi la volontà di decidere e anche di avere dei tempi di realizzazione abbastanza veloci, come si concilierà con una maggioranza che ad esempio su un fascicolo importante come questo ha avuto all'epoca posizioni molto diverse. Noi ovviamente come minoranza faremo la nostra parte, abbiamo già molte cose da mettere sul tavolo, perché i ritardi accumulati, come dire, hanno imposto adesso dei ritmi serrati. La volontà è di collaborare ogni qualvolta ve ne sia la possibilità, quindi l'atteggiamento vorrà essere, come è stato anche del resto di campagna elettorale, molto propositivo, molto leale. Altrettanto sarà anche la voglia e la determinazione nel controllare l'operato dell'amministrazione, nel pungolarlo o anche nell'opporsi, nel contrastarlo qualora dovessimo ritenere che non vada nella direzione degli interessi di bassanesi. Allora, salutiamo Riccardo Poletto. Prima di lasciarlo andare, una domanda brevissima. Roberto Campagnolo come ha preso questo risultato? Ma io direi bene, nel senso che insomma, ha l'esperienza umana e politica per accusare, che larga, esatto, in tutti i sensi, per accusare queste delusioni, questi fallimenti che arrivano, che non è assolutamente un fallimento suo personale, perché credo abbia fatto una campagna elettorale egregia e abbia avuto una forza aggregatrice che si era vista poche altre volte, ha messo insieme davvero tantissime forze. Il risultato lo dice, perché alla fine sostanzialmente siamo di fronte a un pareggio, forse una partita persa ai rigori, ecco, per fare una metafora calcistica. Questo nulla toglie, lo ribadisco per l'ennesima volta, il fatto che Finco è sindaco e noi siamo in minoranza, perché in democrazia anche per un voto vinci o perdi. Però insomma credo che l'amico Roberto Campagnolo non debba rimproverarsi assolutamente nulla, anzi. Con questa bella frase ringraziamo Riccardo Poletto, grazie. Grazie, arrivederci. Buon proseguimento. Ciao, Noi proseguiamo invece con Gianluca Pietrosante. Allora, la minoranza promette battaglia su alcuni temi, su altri apre. Secondo voi sarà un mandato in cui andate avanti per la vostra strada, e tanti saluti a tutti, o diventa indispensabile parlare con chi rappresenta comunque metà della città, meno 500 voti? È ovvio che il sistema dove vige il sistema appunto proporzionale, democratico, parlamentare dai comuni alle regioni fino allo Stato nazionale, è chiaro che le opposizioni devono fare il lavoro delle opposizioni, questo è chiaro, ecco.
Però ciò non toglie che insomma, avveniva anche nei secoli passati, negli stati non democratici, dove si parlava, voglio dire, con tutti. Per quanto mi riguarda, io ho parlato soprattutto con alcuni consiglieri d'opposizione in questi anni, ci siamo sempre confrontati e anzi anche al di fuori delle sale istituzionali, per cui io sono sicuro che certe dinamiche di confronto ci saranno, ma allo stesso tempo io auspico e penso che la maggioranza attualmente sia anche una maggioranza che non si faccia, diciamo così, condizionare dalle opposizioni. Ecco, Nicola Finco l'ha dimostrato anche nella sua attività in Consiglio regionale. Io personalmente in questi anni, con anche chi è entrato nel corso della passata legislatura comunale, lo abbiamo dimostrato, per cui insomma c'è comunque una maggioranza, c'è comunque un'opposizione e la maggioranza, soprattutto il centrodestra, deve dimostrare di essere compatta e quando prende una decisione perché ha il mandato dei cittadini, deve andare avanti per la sua strada, insomma se non si trova una quadra con l'opposizione, ecco, o voglio dire una concordanza di programmi e insomma punti programmatici per la città. A proposito di opposizione, abbiamo qui con noi Manuel Remonato, grazie per essere venuto, ci eravamo visti nella prima fase di questa tornata elettorale, adesso urne chiuse. È andata che ha vinto Nicola Finco, stavamo parlando di opposizione, siete all'opposizione, che opposizione farete? Noi faremo un'opposizione sicuramente dove porteremo i temi che abbiamo portato nel nostro programma, ascolteremo quello che la maggioranza anche porterà, sarà sicuramente un'opposizione critica ma che saprà anche vedere quali sono le cose positive e le cose negative portate alla città. Noi comunque abbiamo fatto una proposta che continueremo a portare e siamo anche convinti che certe cose possono essere anche portate per il beneficio della città anche tramite l'opposizione. Abbiamo due esponenti, ci passino il termine, abbiamo parlato per tanto tempo di giovani e i giovani del momento hanno detto non siamo giovani, non siamo più giovani, siamo professionisti ormai alla soglia dei 40, anche affermati nelle loro situazioni di lavoro. Gianluca Pietrosante non è certo, ecco, wow. Quindi stiamo parlando di fasce molto giovani rispetto alla media della politica bassanese e io chiedo a voi due che cosa ha sbagliato la politica nel non parlare ai giovani perché si sono disinteressati della cosa pubblica. Poi parliamo ancora di quelli ancora più giovani, ovvero la generazione 18-30 con la quale nessuno riesce a interagire in questo momento. Però abbiamo visto che i giovani sono mancati, a parte le situazioni clamorose come quella del momento. Allora, io penso che il fenomeno della lista civica del momento è un fenomeno molto interessante. Penso prima con Manuel, che tra l'altro conosco perché abbiamo fatto degli anni in passato nel settore giovanili calcistici, no? Nelle assemblee studentesche ci scontravamo, diciamo, in maniera ovviamente democratica per le proprie idee, quindi mi fa piacere ritrovarlo nei banchi istituzionali della città, Manuel. Però devo dire che se c'è diciamo così, generalizzata un punto di vista che io penso e che quando è capitato anche a Bassano in questa campagna elettorale, ma capita un po' ovunque, fare largo ai giovani non è sinonimo di, ma parlo a livello generale, non mi riferisco a un episodio preciso o a una dichiarazione precisa, non è sinonimo insomma, di far del bene, voglio dire, a volte voglio dire, quindi se c'è una persona con la sua esperienza di 60-70 anni che può portare il suo contributo, ben venga, ecco. Quindi a volte a livello nazionale, a volte sento fare largo ai giovani, però insomma voglio dire, non è neanche da mitizzare questa cosa. Io sì, ho iniziato politica giovanile, lo dicevo prima appunto, mi ricordo che con Manuel insomma ci si contendeva alle assemblee studentesche delle scuole, e non solo, in maniera assolutamente legale, e io vedo partecipazione da parte dei giovani. Io insegno ad esempio, no, da qualche anno, e vedo che i giovani per esempio nelle scuole medie soprattutto, giovanissimi quindi stiamo parlando, quando si fanno i consigli scolastici, no? Cioè rapportando i consigli comunali all'interno dell'istituzione scolastica, vedo che sono abbastanza partecipi. Questo perché è il lavoro che deve fare non solo la politica ma anche la gente del mondo civile attraverso le proprie professioni, voglio dire, guardare un telegiornale insieme, leggere un giornale, come non bisogna essere per forza in politica, ecco. Sulla politica invece c'è stato un dato europeo molto interessante che è stato pubblicato dai maggiori quotidiani nazionali, dove il governo Meloni ha dato la possibilità ai studenti fuori sede universitari di votare all'estero,
ha innanzitutto registrato un'affluenza che mediamente era più alta rispetto a quella dei comuni, quindi questo già è un dato sicuramente interessante, ma la fascia di voti, no, di indicazione del voto dei giovani, mi ricordo che tra Lega e Fratelli d'Italia non arrivava neanche al 10%, mentre la stragrande maggioranza degli elettori votavano tutti dal PD fino a Verdi e Sinistra. Quindi se c'è un orientamento da parte soprattutto dei giovani, ma come è sempre stato quando io ho iniziato a fare politica, anche dei veterani del mio ambiente culturale e politico da cui provengo, è sempre stata una maggioranza da parte degli studenti ad abbracciare gli ideali di sinistra, e questo va bene. Io penso che i giovani, e qua ritorno adesso al bassanese di El Momento, hanno dimostrato di, pur non condividendo nulla di quello che hanno detto, non condivido proprio nulla, però come fenomeno sociopolitico è davvero interessante, perché sono stati bravi, hanno dimostrato di prendersi degli spazi e hanno dimostrato che i giovani, se vogliono, voglio dire, cioè giovani, che poi sto parlando di gente appunto dai 30 anni in su, voglio dire mezza età, insomma, ecco, mi definisco di mezza età anche se so comunque la loro età, hanno dimostrato comunque che se vogliono fare politica si fa politica, ed è giusto così, e c'è un interesse della politica, questo è importante. Poi possiamo discutere delle idee, dove io ripeto non ho condiviso quasi nulla, anzi nulla, però comunque hanno dimostrato che se i giovani vogliono mettersi in gioco lo possono fare e devono farlo, e quindi questo, diciamo, modello della lista civica è il momento, è interessante, insomma, ripeto, può essere anche applicato dai giovani che lo vogliono, anziché aggregarsi, voglio dire, ai partiti tradizionali, sono partiti dal basso, autofinanziati, no, sicuramente autofinanziati, ecco, e quindi hanno dimostrato, insomma, adesso devono farsi valere ovviamente in consiglio comunale e faranno la loro esperienza come giusto che sia. Prima di tutto vi sentite correttamente inseriti nell'orientamento che vi viene affibbiato di sinistra a centrosinistra? Guarda, noi non abbiamo mai portato anche come lista un orientamento specifico, perché noi ci siamo sempre detti dall'inizio, come tra l'altro sta succedendo in Veneto, anche in molti comuni, noi ci siamo sempre chiamati una lista di comunità. Cosa sono le liste di comunità? Sono delle liste che stanno cercando all'interno dei nostri territori veneti di costruire e di ricostruire comunità di relazioni all'interno del territorio, quindi ricominciare a costruire quella partecipazione che da anni è stata persa all'interno dei nostri quartieri, ricominciare a costruire quelle che sono quelle dinamiche che possono andare a rendere un territorio prospero e fruttuoso. Quindi noi continueremo a lavorare in questo ambito. Abbiamo trovato nella lista e nella coalizione di Roberto Campagnolo quelli che erano i punti programmatici che nel nostro programma erano più vicini, e abbiamo deciso di lavorare da questo punto di vista. Continueremo a farlo all'interno dell'opposizione, quindi andando a portare quelle che sono le nostre proposte sempre relative al programma nell'opposizione, e su questo noi saremo molto fissi. Quindi noi siamo una lista civica, continueremo ad essere una lista civica che porterà il concetto di liste di comunità all'interno di Bassano e anche di tutto il territorio veneto. Allora, noi ringraziamo Gianluca Pietrosante per essere stato con noi, ci vediamo in Consiglio Comunale, spesso a Baccialli ci vediamo dal nostro direttore Luigi Baccialli, e naturalmente per tutto quanto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Andiamo avanti con Manuel Remonato, è il momento. Abbiamo parlato di giovani. Vi si identifica come giovani, ma c'è una categoria che è quella dei più giovani. E come si parla con loro? Che linguaggio si parla? Dove si vanno a prendere per portarli a votare? Diciamo, per prima cosa, non con un fare paternalistico, che è anche stato appena usato, quindi mi spiace, e quindi il fare paternalistico dei più giovani e dei più adulti verso i più giovani, questo dobbiamo dimenticarcelo. Quindi questa è la prima cosa. Non dobbiamo avere una modalità paternalistica che la politica in questo momento sta avendo con i giovani, sia con le persone della mia età che in questo momento stanno facendo dei percorsi anche aziendali molto importanti e che hanno comunque nel privato economico, anche nel privato sociale, delle posizioni importanti, con un fare paternalistico. Questa è la prima cosa da evitare. La seconda cosa, andare a sviluppare le competenze. Noi avevamo un candidato sindaco, Gianni Zen, che questo l'ha fatto in maniera molto importante. Continuiamo in tal senso. Ci sono delle proposte davvero forti, importanti, con prospettive grandi. Quindi se noi cominciamo a dire non è che ascoltiamo, non è che mettiamo solamente un avanti i giovani perché sono belli. I giovani devono essere in primo piano perché hanno le capacità e hanno le modalità che possono andare a dare un cambio di passo. Lo vedremo anche nei prossimi 5 anni, noi per questo siamo qui. È un sindaco
piuttosto giovane anche Simone Bontorin, primo cittadino di Romano Dezzelino. Con Romano Dezzelino chiudiamo in pratica il cerchio attorno a Bassano. Abbiamo parlato con tutti i sindaci dei comuni del circondario di Bassano, parliamo anche con lei perché si parla molto spesso di leadership, di territorio, di area vasta, ma rischiano di rimanere parole vuote, intanto la pedemontana finisce un po' ai confini dell'impero, possiamo dire. Assolutamente. Beh, buonasera a tutti, ben ritrovati anche ai telespettatori, e per prima cosa si parte con le congratulazioni a un nuovo sindaco del territorio che sicuramente dai prossimi giorni troveremo con noi a lavorare a quelle che sono le necessità e le esigenze del territorio. Si parla di leadership del territorio quando essa manca, quando invece c'è nessuno si lamenta. In questi anni purtroppo ci siamo spesso resi conto che il bassanese, pur avendo una potenza di fuoco importante dal punto di vista sociale, economico, dal punto di vista anche delle capacità di creare delle buone pratiche che possano diventare veramente esportabili all'esterno, ma soprattutto avendo il territorio che abbiamo, e invece ci siamo trovati spesso e volentieri a non avere la capacità di diffondere questo tipo di comunicazione, di creare una rete realmente forte di fronte al resto del territorio veneto, e anche in alcuni casi a dimostrare divisioni che hanno portato banalmente a non essere apprezzati per quello che facevamo, e anche ad avere dal punto di vista sia turistico sia delle buone pratiche per quanto riguarda l'ambito sociale, a non essere veramente apprezzati e ad essere presi in considerazione ai livelli di governo superiori. Parlo di regione, parlo anche di tutti quegli altri enti che a noi dovrebbero fare riferimento, in quanto il territorio che è un unicum a livello regionale. Quindi dal punto di vista pratico, leadership vorrà dire quando tutti i territori e quindi tutti i comuni, i sindaci, gli amministratori si troveranno indipendentemente dalla parte politica a portare avanti prima questo territorio, che è importante ed è fondamentale, perché da qui ai prossimi anni abbiamo sfide importanti, una regione che dobbiamo pensare a come indirizzare anche per le sue scelte politiche amministrative, abbiamo un ambito territoriale dal punto di vista delle competenze sociali che deve essere totalmente formulato sulle indicazioni della regione, e abbiamo un territorio da far apprezzare ben oltre i confini della nostra regione. Quindi su questi tre ambiti io lavorerai proprio per creare leadership. Dopodiché si parla di opere pubbliche, di sanità, ma non perché vengono in secondo piano, perché hanno bisogno di una comprensione e una competenza diverse rispetto a quella che è la comunicazione. Si dice che i primi 7-10 secondi sono quelli che creano un impatto e un'impressione di chi abbiamo davanti. Questo territorio, i 7-10 secondi adesso ripartono con i nuovi amministratori. Ecco, che cosa ci dice nei primi 7 secondi questo territorio? Arriva una persona, ascolta questo territorio, come dice il sindaco di Romano Dezzelino, che cosa recepisce? Qual è l'empatia che trasmettiamo? Se ne trasmettiamo. Il nostro territorio penso che trasmetta un'empatia davvero enorme rispetto anche alla modalità in cui è costruito. Noi adesso abbiamo il territorio della Pedemontana, che è un territorio davvero dove investire il massimo delle energie, ed è un territorio che va anche ben oltre di quelle che sono, visto che parliamo anche di proposte civiche, quelle che sono le proposte anche che vengono anche dai partiti, che sono organizzate anche in una modalità molto regionale e provinciale. Noi dobbiamo investire tutte le energie in una prospettiva civica che sia territoriale, e noi lo possiamo raccontare solo a Bassano e nel bassanese, nel circondario. Quindi questa è una delle cose più importanti. Dobbiamo farlo, e lo sottolineo in maniera molto importante, soprattutto nella prospettiva civica che io mi sono ritrovato anche a vivere anche appunto con Simone, che ha portato in maniera molto forte nel suo comune, l'essere in questo caso liberi da condizionamenti e poter essere davvero retti rispetto a quello che è il lavoro per il proprio territorio è uno dei requisiti essenziali. Quindi questo noi chiediamo in maniera molto forte. Liberi da condizionamenti, cosa vuol dire, Simone Bontorin? Come si fa a essere, e soprattutto quali possono essere i condizionamenti? I condizionamenti della politica sono quelli di mettere insieme delle persone per degli obiettivi che al di fuori di quello che è il territorio possono non essere collimanti con le necessità del territorio. Quindi ad ogni persona che viene eletta c'è prima di tutto la responsabilità di dover rappresentare i cittadini che l'hanno eletta, non la fetta di cittadini, ma tutti i cittadini. Quindi questa è la responsabilità di ogni sindaco, di ogni amministratore, di ogni consigliere, sia all'interno del comune di Bassano, che con oggi parte nella sua composizione di questo nuovo consiglio comunale, sia di tutte le amministrazioni. Essere liberi da condizionamenti vuol dire saper dire anche dei ni, perché capisco che sia difficile dire dei no, però dire dei ni
a qualche organo politico che ti chieda determinate scelte, e questo può essere fatto, anzi deve essere fatto. Secondo me è quella carta vincente che permette a tutti gli amministratori di avere più autorevolezza, perché chi dice no o chi dice ni in questo caso è anche quella persona della quale ti puoi fidare quando sai che cerchi un'opinione sincera, e questo è quello che secondo me ogni territorio deve saper dare, e anche i cittadini. Ogni cittadino vorrebbe sentirsi dire sì di fronte a ogni richiesta, e sono 7 anni che questa cosa cerchiamo di diffonderla anche nel territorio del Comune di Romano. Purtroppo non sempre si può dire sì, e questo non dire sì a volte può far emergere anche delle opportunità diverse, ma soprattutto una consapevolezza di avere una persona davanti che sa rispondere a quello che tu chiedi. Questo è il territorio che serve, e di conseguenza anche gli amministratori dovrebbero poter fare questo sempre e senza condizionamenti. C'è da riepilogare un po' quello che è successo oggi, ovvero Nicola Finco ha vinto le elezioni a Bassano, e in questo momento Nicola Finco è un po' il faro della Lega in una notte piuttosto buia per un partito che ha perso molto, ha dovuto cedere molto ad altri partiti del centrodestra, soprattutto a livello nazionale, e la telefonata, che non so se l'avete vista nella nostra diretta, di Matteo Salvini a Nicola Finco e ad Alberto Stefani nella sala consigliare di Bassano è stata un esempio di questo. La Lega guarda con grande attenzione a Finco e a Bassano. Questo potrebbe andare contro quello che ha appena detto il sindaco Bontorin, ovvero se un sindaco che sente tantissime attenzioni, tantissime pressioni politiche da parte del proprio partito, perché in quel momento è un ideale del partito, può trovarsi in difficoltà nel mettersi d'accordo con il territorio. Poi lo chiediamo anche a Manuel. So che è complicata, è una cosa piuttosto, però vi rendete conto a volte che un collega sindaco che ha una linea di partito piuttosto spinta su un argomento che invece il territorio chiede sia tirata in modo diverso, si comincia a far fatica. A chi dico di sì? Dico di sì al mio cittadino, al signor Maria, o al segretario che mi chiama e mi chiede? È una giusta osservazione, ed è anche la cifra sulla quale un sindaco viene misurato, perché da una parte, se una persona è arrivata a ricoprire il ruolo di sindaco di un paese, di una città come Bassano, è anche per il percorso politico che ha fatto, perché altrimenti probabilmente non sarebbe stata scelta. E dall'altro punto c'è un insieme di cittadini che ti ha dato fiducia e ai quali non puoi dare delle risposte non soddisfacenti, perché altrimenti succede quello che può succedere, come è successo al precedente sindaco di Bassano, che perda un po' di fiducia rispetto a quella che è la comunità, che inizialmente l'aveva votata, se non ricordo male, con oltre il 60% dei voti. Quindi dare fiducia e rispondere anche ai partiti è un grande equilibrio che si deve mantenere. Tra l'altro ricordiamoci, non facciamo gli ignori, che non siamo nati su Marte. In questo momento storico la Lega a fianco del partito di maggioranza relativa, che è Fratelli d'Italia, sta un po' soffrendo questo ruolo di comprimario, anzi di subprimario, e di conseguenza è ovvio che ogni persona che in questo momento si trovi a governare il partito e faccia parte di quella dirigenza abbia tutte le necessità di far riemergere e dare enfasi al risultato di Bassano. L'importante è capire che se da una parte bisogna tenere insieme gli equilibri di partito con quelle che sono le necessità e le richieste che ti fa, dall'altra c'è un territorio che, se non viene ascoltato, potrebbe morire. Sindaci e territori limitrofi che, se non coinvolti adeguatamente, potrebbero ritrovarsi ad avere le stesse problematiche di prima. Quindi la novità è questa. Manuel Remonato, è il discorso del civismo che facevamo poco fa. Forse un civico, avendo magari meno contatti con Roma, con Venezia, con Vicenza, però ha più libertà di movimento. Se ci chiedono la linea dalla festa la diamo, ma intanto cominciamo con la risposta. Diciamo due cose: intanto non c'è solo Matteo Salvini e la Lega, ma Nicola Finco in questo momento è rappresentato in grande maggioranza anche da Fratelli d'Italia. Questo bisogna dirlo, perché questo è un sindaco che è sostenuto sì dalla Lega, ma anche da Fratelli d'Italia in maniera molto importante, e quindi è anche questo, quindi tutto quello che è il condizionamento arriva anche da qui. Io tirerei fuori anche un altro condizionamento che è molto importante, che io questo lo chiedo anche subito a Nicola Finco, dove sarò fisso in questa posizione. Quello che voglio dire è anche i condizionamenti non sono solo politici, i condizionamenti sono anche tutti quei condizionamenti privati
che si possono avere all'interno dell'amministrazione di un comune come Bassano, dove per prima cosa noi chiediamo di andare contro ogni tipo di conflitto di interesse che si può creare, perché il rischio c'è e noi su questo saremo fissi. Quindi i condizionamenti possono essere che più di uno e su questo noi saremo molto fissi e molto integerrimi. Molto bene, noi andiamo in collegamento con Monica Smiderle dalla zona del Ponte, dove vediamo sta per iniziare la festa di Nicola Finco. Ci sono insomma, Ferdinando, varie fasi in questa giornata di festeggiamenti per Nicola Finco. Siamo partiti dalla piazza, dal cuore di Bassano, da Piazza Libertà, con l'arrivo appunto del nuovo sindaco di Bassano del Grappa, poi la salita lungo lo scalone che porta in sala consiliare, che è il cuore politico della città di Bassano, e poi insomma un po' di leggerezza con i festeggiamenti che proseguono qui vicino, nelle vicinanze del Ponte Vecchio. Con me c'è Denis Fofano, candidato consigliere nella lista civica di Nicola Finco. È un volto, ancora un altro volto noto della politica bassanese, che ha voluto rimettersi in gioco questa volta con Nicola Finco. Allora, una giornata che è una cavalcata elettorale e una giornata oggi per festeggiare. Sì, perché siamo partiti noi col gruppo di Italia Viva, perché credevamo che questa lista poteva essere una svolta per la città senza ideologia. Quindi abbiamo superato la nostra forse parte politica in cui c'era un'ideologia e abbiamo detto no, stiamo con delle persone, perché crediamo che la città poteva essere amministrata da un sindaco come Nicola Finco, ed è stata una scelta vincente. Lei ha sentito il discorso del sindaco prima in sala consigliare, ha parlato insomma di tante tematiche importanti, tra cui l'importanza di ristabilire i contatti con gli altri comuni del comprensorio, ma anche di guardare a tutta quella fetta di città che oggi ha scelto di non andare al voto, e su questo sarà necessario fare delle riflessioni. Ma questo sì, è una tendenza un po' a livello nazionale, direi anche europeo, questa disaffezione alla politica, ma Nicola credo che abbia parlato bene, perché ha guardato con molta lungimiranza, perché un comune per quanto grande come Bassano deve fare squadra con i comuni limitrofi, e per cui credo che lui riuscirà anche a trovare un accordo o a convincere anche gli elettori che non hanno creduto in lui, che lui sarà un bravo sindaco. Guardando all'interno di questa compagine che ha diverse anime, lei che cosa pensa? Sarà facile per il sindaco governare la città di Bassano? Ci sarà qualche difficoltà in base anche alla sua esperienza di politico? Che cosa può dirci in merito? Ma non credo molto, perché sono tutte persone che hanno esperienza, per cui persone capaci, persone intelligenti, che non è magari la prima volta che entrano in consiglio comunale, quindi non credo proprio che ci sarà nessuna difficoltà. Che augurio fa il sindaco Nicola Finco? Ma che continui a fare quello che ha sempre fatto, con forza, con schiettezza e con autorevolezza. È l'ora di festeggiamenti insomma adesso? Sì, continuiamo proprio. Io ringrazio Denis Fofano per averci insomma concesso questi minuti ancora in diretta con questa lunghissima maratona elettorale, per raccontarvi quello che sta succedendo nel cuore di Bassano del Grappa. A te Ferdinando. Noi ringraziamo Monica, il suo ospite. Noi proseguiamo fino alle 21, poi cediamo il testimone al direttore Luigi Baccialli, perché ci sono tantissime cose ancora da raccontare, ma adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra poco. Bentornati alla nostra maratona elettorale. Per chi si fosse messo davanti alla televisione solamente poco fa, ricordiamo, come dice il nostro titolo, a Bassano ha vinto Nicola Finco, il nuovo sindaco di Bassano del Grappa. Ha vinto contro lo sfidante, chiamiamolo così, Roberto Campagnolo. Ha vinto per 500 voti, poco più, 600 voti circa, in un ballottaggio che è stato un testa a testa mozzafiato. Per la prima ora poi si è aperta la forbice e Finco ha preso il volo
poi di 2 punti percentuali, quindi non è che ci sia un divario così grande, però queste sono le regole della democrazia, basta un voto in più per portare a casa il risultato. Nicola Finco avrà la sua maggioranza, la minoranza sarà composta da una forza completamente nuova che è il Momento. Abbiamo ospite Manuel Ramonato qui che avrà l'onere e l'onore di fare anche il consigliere anziano alla prima seduta del Consiglio Comunale, ci conferma? Confermo, sarà anche per me un onore poter fare appunto questa apertura del Consiglio Comunale anche a rappresentanza del percorso che abbiamo portato avanti e che porteremo avanti. Infatti questo risultato, che è stato un risultato comunque combattuto, sul quale non possiamo neanche dire niente perché ce l'abbiamo messa davvero tutta per riuscire a passare un messaggio anche ai bassanesi, però un messaggio che abbiamo cominciato a passare, perché nei prossimi 5 anni noi dovremo continuare col metodo che abbiamo portato avanti, col metodo vicino ai quartieri, con questo metodo che possa comunque continuare a creare un tessuto sociale sempre più forte. Quindi per noi è davvero uno slancio, un inizio per portare questa proposta ai bassanesi e convincere anche chi non abbiamo convinto in questa prima parte, diciamo, del nostro lungo percorso, che davvero possiamo essere una proposta importante per la città. Quindi vedremo una ventata di novità all'interno del Consiglio Comunale, ma hanno già dimostrato di sapersi muovere, hanno portato a casa uno dei migliori risultati di questa tornata elettorale, quindi in bocca al lupo. Grazie mille e buon lavoro. Grazie per essere stato con noi Manuel Ramonato. Noi torniamo dal sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin. Una domanda, se l'aspettava questo finale di ballottaggio? Posso dire con sincerità che da quando è partito il countdown per il ballottaggio avevo già detto in un precedente incontro qui che avrebbe vinto chi aveva meno nemici e potenzialmente è stato così, nel senso che una grossa fetta di cittadini di Bassano si è attivata anche per andare a votare in questo secondo turno e ha confermato quello che girava, ma solo nelle ultime ore. In precedenza c'era stata secondo me anche una diversa capacità di comunicare quello che era stato fatto da parte della squadra di Roberto Campagnolo, anche se in realtà quando si parlava tra di noi la forza di quello che si stava per succedere emergeva tutta, anche perché in questo caso ha vinto probabilmente la rete dei volontari, la rete delle persone che ha battuto casa per casa il territorio di Bassano. Di conseguenza vuol dire che c'è stata anche una forza dal punto di vista della capacità di coinvolgimento che posso dire veramente importante, perché non è semplice e io finché Romano resta sotto i 15.000 abitanti sono molto felice, perché un doppio turno è sempre qualcosa che può anche sovvertire il risultato del primo turno. Di conseguenza ammetto che è una cosa sulla quale mi ero già sbilanciato, avevo dato un po' più avanti l'altro candidato qualche giorno fa, però siccome li conosco tutti e due devo dire che è stato veramente anche un confronto che forse nelle ultime ore ha avuto qualche screzio anche durante il silenzio elettorale, però anche in questi 15 giorni è stato un confronto sincero, onesto, come si dice, e di conseguenza è stato piacevole assistere a questa diversa modo di intendere la politica per Bassano. Un modo di intendere la politica di Bassano molto personale, l'ha sempre dimostrato Stefano Fachin, l'ha dimostrato anche quando si è dimesso dal Presidente del Consiglio Comunale, perché il suo quartiere aveva qualcosa da chiedere di molto importante. Grazie per essere venuto qui. Grazie a voi per avermi invitato. Com'è andata? Beh, non nascondo che la delusione è importante, perché comunque 500 voti sono pochissimi, 51,2 a 48,8 è un'inerzia, per cui la delusione è tanta. Non posso che fare i miei complimenti al nuovo sindaco, augurargli il buon lavoro, perché comunque in democrazia vanno sempre rispettate le volontà degli elettori. Quando ci sono delle elezioni e danno un risultato, questo va rispettato e io lo rispetto. Gli elettori hanno parlato, non si può dire che abbiano parlato in modo chiaro, perché 500 voti di scarto fra chi vince e chi perde un ballottaggio in una città come Bassano, che è l'ottava città del Veneto, sono davvero pochi. Come si fa a governare con una responsabilità simile, ovvero di rappresentare un 20% circa dei bassanesi? Assolutamente vero, perché comunque
In questo 50 e 50 bisogna tenere presente che sono andati a votare meno del 40% o meno del 50% delle persone, per cui un elettore su 5 ti ha votato, devi cercare di essere il più imparziale, tra virgolette, possibile, cercare di gestire tutte quelle situazioni che ti vengono avanti nel tuo periodo di amministrazione nel migliore dei modi, perché comunque devi rappresentare un'intera città, che è l'8ª città del Veneto. Simone Montorin, dati di affluenza bassissimi, clamorosamente bassi, a conti fatti a spanne, rispetto a 10 anni fa è stato perso un 20% di votanti, di persone che vanno. Assolutamente sì. 20% equivale a un grosso partito, 20% è un bel partito strutturato che porta. Come si fa a invertire la tendenza? È una tendenza che non si può invertire? Se dovessimo leggere quello che si tratta nei libri di sociologia, vuol dire che tutti quanti hanno un po' abbandonato o comunque credono poco al fatto che chi viene eletto possa davvero incidere sulla propria vita. E in realtà è qua che ci si sbaglia. I partiti più grossi sicuramente hanno centri studi capaci di andare ad analizzare le motivazioni di questo astensionismo, ma in realtà secondo me è qualcosa che poi deve andare anche nelle realtà dei nostri singoli paesi, nelle città di periferia, perché le chiamo purtroppo così. Anche una città come Bassano, come Schio, sono considerate città di periferia nella grande famiglia delle grosse città del Veneto, e realtà che nascono, c'era l'esempio poco fa di È il momento, è una cosa che porta anche sicuramente una linfa nuova, ma bisogna anche pensare che i partiti che abbiamo qui nel nostro territorio in alcuni casi peccano di dirigenza, e di conseguenza quando pecca la dirigenza significa anche che le persone non vedono più nel partito una realtà che può interpretare il tuo bisogno. Se un bisogno non viene interpretato, e non dico risolto, perlomeno viene ascoltato e poi vengono prese delle decisioni in merito a questo, e allora lì qualcuno perde di fiducia. Quella solita tram la chiacchiera da bar che si dice ma tanto i fa quello che vuoi, tanto faranno quello che vogliono, è quel tipico esempio di antipolitica, di disaffezione alla politica, sulla quale bisogna lavorare. E l'ascolto continuo comunque posso dire che non è che porti poi ad elezioni con affluenze molto più importanti. Ricordo a Romano 2017 ha votato il 60%, 2022 ha votato il 56%, e comunque eravamo due importanti realtà, una nuova che entrava nel 2017 e una compagine che veniva da 3 mandati, e di conseguenza anche questo purtroppo dimostra che le realtà in cui c'è conflittualità estrema si va a creare una disaffezione, perché tanto poi litigano sempre. Quindi sono queste due cose secondo me sulle quali bisogna lavorare, e soprattutto quella di voler ascoltare le persone. Non è semplice, è un'attività, come si dice in inglese, time consuming, ti importa a impiegare molto tempo, però è necessaria, perché senza l'ascolto le persone poi dicono realmente: io chiamo, nessuno mi ascolta, io scrivo e nessuno mi risponde, certo. Io chiedo e nessuno mi dà non soluzioni ma risposte. Allora secondo me, se si cominciasse bene a lavorare tutti insieme su questo, perlomeno potremmo essere un esempio di territorio che ascolta più degli altri. Un quartiere che ha fatto chiaramente sentire la propria voce prima della campagna elettorale è quello di San Lazzaro. Ricordiamo le barricate e la battaglia contro l'insediamento produttivo, e questo quartiere ha votato al primo turno il centrodestra, al secondo turno al secondo turno ha vinto Nicola Finco, e al primo turno ha vinto Roberto Campagnolo. No, contrario. Contrario, perché qui i dati del comune ci dicono sezione 19, Nicola Finco 295, Roberto Campagnolo 306, è vero, c'è un risultato sbagliato qui. E come si fa a ribaltare un voto in un quartiere in così pochi giorni? Ma l'unica cosa che abbiamo potuto fare noi è stata quella di spiegare cosa poteva o cosa non poteva succedere. Abbiamo cercato di spiegare che San Lazzaro in una qualche maniera doveva essere preservato dalla costruzione di questi capannoni, perché comunque andavano a dare un disagio importante su una via, tra le altre cose, al di là dell'aspetto ambientale, a cui ci tengo tantissimo, perché comunque non possiamo pensare di continuare a cementificare, perché un bel momento finirà la terra e dovremmo inventarci qualcos'altro.
ma al di là dell'aspetto ambientale, che era importantissimo, se non prioritario, il fatto che comunque i mezzi pesanti sarebbero transitati tutti su via Cartigliana, una strada che già adesso mal sopporta il traffico che c'è, e ci sarebbe stato veramente poi una criticità importante. Questo abbiamo fatto, abbiamo cercato di spiegare alle persone cosa poteva succedere in un caso o nell'altro. Poi adesso abbiamo un nuovo sindaco, se deciderà qualcosa o comunque vedremo dagli atti che andrà a fare, e cercheremo di dialogare anche con lui. Di questo parleremo fra pochi minuti, perché adesso liberiamo il sindaco di Romano del Zerlino, Simone Bontorin. Grazie per essere stato con noi, bocca al lupo, buon lavoro. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Noi andiamo in collegamento con Monica Smiderle, che ci aspetta ancora dalla zona del Ponte, area di festeggiamenti di Nicola Finco. Siamo sempre qui, Ferdinando, alla festa di Nicola Finco per questa elezione a primo cittadino di Bassano del Grappa. Con me c'è Isabella Dotto, del direttivo provinciale di Forza Italia, nostra ospite oggi pomeriggio in studio, ma era insomma all'inizio di questa nostra lunga maratona elettorale, quindi c'è stato quel momento di analisi dell'affluenza del voto, ma adesso si può analizzare il risultato del voto. Infatti adesso è un momento di grande entusiasmo, come è giusto che sia. È stato indubitabilmente il frutto di un grande lavoro di squadra. Ho visto tutti i componenti dei vari partiti del centrodestra belli impegnati, quindi parlo naturalmente per quanto riguarda Forza Italia, è stato frutto anche di questo bel progetto che è partito come centro moderato, e quindi alla fine nelle amministrative si guarda sempre alla persona, io credo. Abbiamo visto in Nicola Finco quella persona che aveva tutti i requisiti, le precondizioni per poter rappresentare al meglio la città di Bassano del Grappa, e attorno a lui appunto una grande squadra fatta di uomini e donne che hanno dato il massimo in questa competizione elettorale. Credo che la città sarà ben governata e darà, io credo, delle risposte a quelle che sono le problematiche di Bassano del Grappa. Forza Italia si è dimostrata fin dall'inizio pronta a sposare appunto questo progetto del grande centro moderato a Bassano, con Mariano Scottone, che aveva dato la sua disponibilità candidato sindaco, capace di fare un passo a lato appunto per mettersi a disposizione di questo grande progetto, di questo grande centro. Infatti è stato molto apprezzato Mariano Scottone, perché ha dato un bel esempio, è riuscito, pur essendo stato candidato a sindaco da parte del suo partito, da parte del nostro partito Forza Italia, ha saputo fare questo passo giusto appunto di lato per poter unire appunto più anime del centrodestra, e adesso siamo riusciti durante appunto il ballottaggio a ricomporre tutto il centrodestra, e questo secondo me è il risultato anche del grande impegno che tutti si sono assunti, e anche un grande senso di responsabilità per riunire tutto il centrodestra. Forza Italia che si è distinta nella precedente amministrazione anche per il lavoro svolto da Chiara Tessarollo, prima sulla tematica di luglio dell'estate, la grande tematica Baxi Pengo, e poi insomma con l'elezione a presidente del Consiglio Comunale. È stato riconosciuto il suo equilibrio e premiata anche dalle forze di opposizione. Assolutamente sì, Chiara Tessarollo, l'avvocato Chiara Tessarollo è una figura moderata, equilibrata, una bella figura che è riuscita anche a svolgere al meglio questa sua funzione di presidente appunto del Consiglio Comunale, persona molto apprezzata, peraltro anche una brava professionista, la conosco dai tempi in cui c'era appunto il Tribunale di Bassano del Grappa. Io come pubblico ministero onorario, lei come avvocato, ci troviamo spesso nelle aule di giustizia. Quindi è un'amicizia che abbiamo coltivato nel tempo, è una persona molto apprezzata proprio per la sua anche competenza tecnica. Senta, come vede questo nuovo governo della città, e Forza Italia che ruolo avrà all'interno di questo governo? Beh, chiaramente questa è una seconda fase che sarà frutto appunto di un accordo che verrà varato appunto dal sindaco con tutti appunto i componenti delle varie anime, giustamente del centrodestra. Io da supporto esterno
posso solo dire che sono ottimista e ho una grande fiducia soprattutto in tutte queste persone, perché abbiamo a che fare con persone per bene, che non è scontato, soprattutto in politica. Sono persone serie, affidabili, credibili e credo che avremo delle belle sorprese in futuro per città di Bassano del Grappa. Ferdinando, se ci sono domande da studio, naturalmente noi siamo a disposizione. Ringraziamo Monica Schmidl, la sua ospite. Torniamo in studio perché abbiamo un altro ospite qui con noi, è Paolo Retinò di Bassano per Tutti. Grazie per essere venuto. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. Allora, partiamo da lei per un riassunto delle puntate precedenti. Com'è andata? Ma è andata bene, noi siamo soddisfatti, 8.160 cittadine e cittadini hanno votato per Roberto Campagnolo. Abbiamo portato alla città il nostro modo di pensare alla politica e il nostro progetto di città. Tantissime persone a Bassano hanno voluto mostrarci fiducia, non è bastato, e la democrazia è accettare il risultato e quindi complementarci con Nicola Finco, che è il nuovo sindaco della nostra città. Torniamo da Stefano Facchin. Parlavamo poco fa di San Lazzaro. San Lazzaro è stata, passateci il termine, salvata con una battaglia che ha coinvolto ampie fasce della popolazione, associazioni, ovviamente c'era chi dava voce a queste persone come Rete Veneta. Finito tutto, ma forse no, perché il tema del consumo di suolo è sempre molto vivo a Bassano del Grappa. Alcune delle persone che sono nella maggioranza attuale potrebbero essere propense a far ripartire questo percorso. Cosa farete voi del quartiere? Ma intanto dobbiamo vedere quali saranno gli atti di questa nuova amministrazione, cosa deciderà di fare il nuovo sindaco Nicola Finco, e da lì ci andremo a muovere. Sicuramente, se verrà riproposta la questione San Lazzaro, noi riprenderemo a dire di no, cercheremo in tutti i modi che questo non venga fatto, soprattutto perché, come ha detto lei poc'anzi, in amministrazione sì, è cambiato il sindaco, ma le persone che c'erano prima e che volevano in una qualche maniera venisse realizzata questa nuova area industriale sono le stesse, per cui è molto facile, secondo me, che a breve tempo, in breve tempo, a stretto giro di posta, queste possono cercare di riproporla. Noi ci batteremo ancora una volta per far sì che questo non avvenga, magari ancora con l'aiuto di Rete Veneta, e faremo questo, non abbiamo altre armi. È plausibile dire che in questa tornata elettorale il mondo dell'ambientalismo bassanese, che pure è stato sempre molto attivo, molto presente, molto vivace, non ha ottenuto un risultato come quello che si sperava? No, io direi che ha ottenuto un grande risultato, perché già riuscire a fermare con l'aiuto di tutti, per l'amor di Dio, questo nuovo insediamento è stato un risultato importantissimo. Poi si sa che la città di Bassano del Grappa da sempre è di centrodestra. Il risultato che abbiamo ottenuto con questa coalizione, con Roberto Campagnolo al timone di questa nave, ragazzi, è una cosa importante. Ripeto, 51,2 a 48,8 non è cosa da poco, c'è mancato un soffio. C'è mancato un soffio, lo hanno detto in molti. D'altronde governare una città con uno scarto sul secondo arrivato, chiamiamolo così, di 500 voti è una forbice piuttosto piccola, però questa forbice ha portato comunque in Consiglio Comunale forze nuove che si affacciano alla vita amministrativa con consiglieri comunali come non si era visto prima. Sono i ragazzi del momento. Lei stesso adesso ha la possibilità, Retinò, di portare tutta un'esperienza in Consiglio Comunale. Beh, questo sarà il mio impegno per la città di Bassano del Grappa nei prossimi anni. Io lavorerò per portare la mia pazienza, il mio modo di lavorare meticoloso e attento e rispettoso di tutti in Consiglio Comunale, per difendere i nostri temi, perché, come diceva poc'anzi Facchin, noi sappiamo bene che la maggioranza è la medesima uscente, quindi saremo vigili e attenti con il nostro modo di fare corretto e moderato nei modi, ma molto puntuale sulle battaglie importanti, da San Lazzaro ma anche alla difesa dei diritti dei più deboli, per esempio sull'accesso alla casa, che per noi è un tema importantissimo, come tutto il tema del sociale che ci sta molto a cuore. Io farò il mio, farò la mia parte insieme al gruppo che mi ha tanto sostenuto in questi mesi e mi sosterrà anche nei prossimi 5 anni.
Secondo lei dov'è stato il punto di svolta che ha portato le due strade a dividersi? Una ha portato alla vittoria di Finco e Campagnolo invece ha portato a una sconfitta di misura. Beh, parlare di punto di svolta con pochissimi voti è difficile. Secondo me il lavoro di Finco e di tutta la sua coalizione è stato puntuale, evidentemente è riuscito ad arrivare in più parti del territorio della città, mi riferisco magari anche ad alcune zone periferiche, in modo più puntuale. Sono proprio le aree che noi da domani mattina sorveglieremo e vigileremo, perché sono le aree su cui cercheremo di lavorare nei prossimi anni. E bisogna prendere atto delle cose. La politica si ritrova ogni tot anni a uno incontro elettorale, e chi perde deve affrontare la sconfitta guardando il risultato. Noi lo guardiamo, ma oggi per noi nasce un nuovo modo di fare centrosinistra a Bassano, un modo non ideologico, un modo che porti Bassano a essere una città del futuro. È lì che la vogliamo portare. Noi vi ricordiamo che domani mattina alle 9:45 saremo in diretta per raccontare la proclamazione del nuovo sindaco Nicola Finco in tutte le sue fasi. Saremo all'interno della sede di Via Verci, dove avverrà questo passaggio. Saremo con le nostre telecamere, sentiremo tutto quello che succede per capire questo importante proprio passaggio amministrativo, che non è una firma fine a se stessa, ma è proprio l'avvio di un percorso che porterà una nuova era a Bassano. C'è stata l'era Pavan, prima c'è stata l'era Poletto, inizia l'era di Nicola Finco. Vedremo cosa succederà, come sempre ve la racconteremo qui su Rete Veneta. Adesso però abbiamo i nostri ospiti, ma andiamo a vedere cos'è successo nella provincia di Vicenza. C'erano altri ballottaggi molto importanti nell'area berica, ce n'erano anche nel Padovano. A Schio, altro importante comune del Vicentino, ha vinto al ballottaggio Cristina Marigo. Sentiamo le sue prime parole. È una gioia pazzesca, un'emozione fortissima, anche perché condivisa con tutto il gruppo. È un'emozione grande, è un momento storico per la nostra città e io non vedo l'ora di mettermi a lavorare, dico la verità, sono prontissima. È stato un simbolico passaggio di testimone tra l'ex sindaco Walter Orsi, che lo ricordo l'ha sostenuta in questa campagna elettorale. Sì, in realtà abbiamo sempre lavorato tantissimo insieme ed è bella l'idea di poter portare avanti i nostri progetti. La continuità di tutto il lavoro fatto, sono 10 anni che ci lavoriamo e la gioia è proprio quella di poter andare avanti tutti insieme. Ecco, ve l'aspettavate, vittoria delle liste civiche? Noi non diamo mai niente per scontato e il ballottaggio sappiamo essere una partita a sé, come lo è stato nel 2014, perciò abbiamo dato l'anima per far capire ai cittadini cosa vogliamo, chi siamo, dove vogliamo andare. Non ci aspettavamo niente, abbiamo solo che lottato fino alla fine. Allora, Stefano Facchi, abbiamo sentito questa sindaca parlava di continuità. Secondo lei Nicola Finco può rappresentare un elemento di continuità visto quello che è successo, o va resettata l'esperienza politica di centrodestra a Bassano? Ma secondo me Nicola... Io lo chiedo come rappresentante piuttosto importante di un centrodestra che forse non c'è più. Diciamo che secondo me il centrodestra in una qualche maniera deve essere ricostruito in maniera diversa. Sicuramente Nicola, lo chiamo Nicola, ve lo conosco, Nicola Finco, se resetta il tutto e riparte, secondo me per lui è più facile, è più semplice. Dovrebbe dare una svolta ben chiara sin dall'inizio sulla sua impostazione da sindaco a cosa vuole fare come amministrazione, come amministratore. Da lì deve iniziare, secondo me. Secondo lei, Retinò, si può parlare di continuità o c'è stata una frattura quando si è rotto il rapporto con Elena Pavan? Ma secondo me ci sono entrambi i fattori. C'è sicuramente continuità perché le forze politiche che governano Bassano da domani mattina sono le stesse che la governano fino a oggi. C'è chiaramente una rottura, non possiamo far finta che questi 2 mesi, in particolare gli ultimi 2 di campagna elettorale, non siano esistiti. Quindi ci sarà sicuramente un nuovo corso. Ora sarà compito di Nicola Finco tenere insieme tutte le parti della sua nutrita e folta maggioranza e governare la città nell'interesse dei suoi 8.600 e nell'interesse degli altri 8.100 che hanno votato per Campagnolo, perché un buon sindaco amministra tutti come atto di generosità per il territorio.
Vedremo cosa succederà, come dicevamo prima ve lo racconteremo nei nostri telegiornali. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo davvero fra un paio di minuti.